Una vera bomba è appena esplosa a Napoli questa sera, e per te, tifoso appassionato degli azzurri. Siamo già arrivati con un aggiornamento freschissimo e pieno di emozione sul nostro amato club. Come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più recenti e sconvolgenti. Così rimani aggiornato su tutto ciò che succede dietro le quinte. Quindi approfitta subito. Lascia un like e iscriviti al canale per non perdere nemmeno un dettaglio di questa storia che promette di far battere forte il cuore della nostra tifoseria. Oggi parleremo di un tema che sta infiammando gli animi di tutti coloro che amano il Napoli. Qualcosa di grande si sta muovendo silenziosamente nei corridoi del club. E l'aspettativa comincia già a pervadere l'intera città. La notizia che sta facendo scalpore nelle ultime ore riguarda Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dallo specialista di mercato Nicolò Schira, il potente club arabo Al Hilal ha avviato le trattative per cercare di ingaggiare l'attaccante nigeriano del Napoli. Ricordiamo che Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray fino a giugno, è uno dei giocatori più desiderati nel panorama calcistico mondiale. Tuttavia, per chi sogna di averlo in squadra, la strada non sarà semplice. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già chiarito che non intende concedere alcuno sconto sul valore della clausola rescissoria, fissata a 75 milioni di euro. Una cifra importante, ma che riflette perfettamente il talento e l'importanza di Osimhen nel progetto napoletano. Nonostante l'interesse proveniente dall'Inghilterra e il desiderio dello stesso Osimhen di giocare in Premier League, l'alto ingaggio dell'attaccante, unito alla rigidità della dirigenza azzurra nelle trattative, ha raffreddato molte trattative con i club britannici. Ora, con l'Arabia Saudita che entra prepotentemente in gioco, la possibilità di un trasferimento all'Al Hilal comincia a farsi concreta. I dirigenti sauditi sono pronti ad aprire il portafoglio, mentre il Napoli resta fermo sulla richiesta di incassare per intero la cifra prevista dalla clausola. Una mossa che potrebbe cambiare completamente il futuro di Osimhen e, naturalmente, avere un impatto diretto sui piani della squadra per la prossima stagione. E tu, tifoso del Napoli, cosa pensi di questa possibile partenza di Osimhen verso l'Al Hilal? Pensi che dovremmo trattenerlo a tutti i costi o è arrivato il momento di monetizzare e pensare a nuove alternative? Scrivi qui sotto nei commenti la tua opinione. Siamo curiosissimi di sapere cosa ne pensi di questa vicenda che promette di scuotere il mercato. E se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo, non dimenticare di lasciare un super thanks per supportare il canale e aiutarci a portare ancora più notizie fresche sul nostro amato Napoli.